Pronti? 1, 2, 3. Questa è buona, sbaglia Commander Clemar e così più veloce è Eleanor Treb, che ha preso la testa nei confronti di Ezechiela. Al largo rimane Earthquake che riprende in mano, poi Ercole Key terzo in corda avanti a Daddy P, mentre si è rimesso e recupera Commander Clemar. 200 metri in 16,3, con al comando sempre Eleanor Treb nei confronti di Ezechiela. Arriva Commander Clemar che va a passare al comando dopo 400 metri in 31,5. Così al comando Commander Clemar nei confronti di Eleanor Treb, poi Ezechiela, quindi Ercole Key, Daddy P, ancora Earthquake alla retroguardia Colorado Spring. 46,3 i primi 600 metri di corsa, valgono molto meno per Commander Clemar che era rimasto attardato nella fase di avvio. Muove al largo Daddy P e allora il match si va a concretizzare dopo 800 metri in 1,2, con Commander Clemar che è al comando e Daddy P che deve andare al suo esterno. In corda sempre Eleanor Treb, in pariglia ci va Ercole Key. Allo steccato ancora Ezechiela avanti ad Earthquake Colorado Spring. 1,17,5 il primo chilometro, con il leader che ora vede al suo esterno la sagoma minacciosa di Daddy P, il quale lo copre completamente, costringe un po' ad accelerare, ma non più di tanto. 1,32,4 i primi 1.200, una frazione in 30,5, passo costante con Commander Clemar ed Daddy P uno accanto all'altro, poi Eleanor Treb ed Ercole Key, Ezechiela e Colorado Spring alla retroguardia Earthquake. 15,6 la curva di destra, ora Daddy P prova a spingere un po' su Commander Clemar, in corda rimane sempre Eleanor Treb con accanto Ercole Key, insiste Daddy P sulla retta opposta alle tribune, sopravanza l'avversario, sposta Ercole Key. Miglio passato in 2-3, passato Daddy P su Commander Clemar che ha dato il meglio, scatta però Ercole Key che va sull'avversario, lo copre completamente all'ingresso della dirittura d'arrivo. Daddy P in vantaggio, Ercole Key che ci prova al largo, si difende Daddy, Ercole attacca, Ercole Key che è passato nei confronti di Daddy P. Nel finale Ercole Key che si impone su Daddy P che è secondo, Commander Clemar terzo. 29,5 ad arrivare, 1,16,8 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Ercole Key. Alessandro Weslati per il training di Giorgio Fantini, colori di Tiziana Nicolai, percorso dalla pariglia per il figlio di Ruti Griff che sposta nel finale e viene a battere i favoriti che erano tatticamente primo e secondo, uno in testa e l'altro di fuori. Lui dalla pariglia sposta e si isola. Secondo posto per Daddy P, terzo per Commander Clemar, 4-8-7 in numeri l'arrivo della seconda.